Oggi siamo a Trieste con Paolo Condò, 7 mondiali e 5 europei di calcio, 2 Olimpiadi e 8 Giri d'Italia, insomma un campione del giornalismo. Paolo, raccontati in pochi secondi. Sono uno che racconta storie molto belle da quasi 40 anni, sono uno che addirittura un giorno a Pechino raccontò la storia di una medaglia di bronzo di un'atleta triestina nella scherma, fortissima. Da triestino doc, che cosa ti manca di più di questa città quando sei a Milano? Beh, è facile ovviamente rispondere il mare, quindi io prendo anche una seconda risposta, sono le serate guardando il mare da qualche bella trattoria con gli amici. Ci hai portati al Faro della Vittoria, che per me è uno dei luoghi migliori per potersi godere la barcolana. Per te che significato ha questo posto? Per me il Faro della Vittoria in due sensi, quello canonico e quello della Vittoria, perché sotto il Faro della Vittoria diedi il primo bacio a una ragazza. Avevo 15 anni, la ragazza si chiamava Bettina, era la figlia del migliore amico di mio padre, che tra l'altro era un ingegnere che aveva avuto grande fortuna a Milano, dopo il liceo, dopo l'università era andato a vivere a Milano, tornava ogni estate e quindi ci si vedeva, aveva una figlia che era mia coetanea, una ragazza bellissima. E arrivati a 15 anni non giocavamo più con le bambole e con i soldatini come accadeva precedentemente, eravamo a cena proprio in questo ristorante e al termine della cena, adesso o a metà, non mi ricordo, le dissi, vuoi che ti faccio vedere la mia collezione di farfalle, più o meno, vuoi che ti faccio vedere il Faro della Vittoria? Andammo al Faro della Vittoria, successe quello che successe e ricordo ancora il ritorno bellissimo al tavolo dei genitori con lei che si sistemava alcuni sbaffi di rossetto e io ero semplicemente trionfante. Che titolo daresti alla storia che ci hai appena raccontato? Il titolo è Un faro nel buio, perché per qualche misterioso e incomprensibile motivo era la prima volta, le altre ragazze mi avevano detto di no, invece Bettina fu la prima e per questo motivo un faro nel buio della mia tristezza adolescenziale. Tu sei un appassionato in particolare di calcio e basket, ma la nostra città è una città in cui si praticano tanti sport, dalla vela al canottaggio, al pattinaggio e così via. Che cos'è che rende noi triestini così sportivi? Perché è il territorio, è l'aria di Trieste, è la possibilità di avere il mare, la montagna, la collina così, a farci forti e soprattutto belli. Hai scritto per 30 anni sulla Gazzetta dello Sport, da 5 anni sei su Sky, scrivi dei libri e ultimamente ti cimenti anche sui social network. Che cos'è che ti piace dei nuovi media, in particolare di Twitter, su cui hai tantissimi follower? La possibilità di interagire con i giovani, con persone più giovani di me, perché secondo me il modo per continuare a restare attuale, ecco, che è il senso della professione che faccio, declinata nelle varie forme, è quello di avere sempre la testa, l'agilità mentale di un ragazzo e la curiosità di un ragazzo. Siamo seduti ai tavolini di una bella trattoria sul mare. Qual è il tuo piatto tipico preferito? Allora, siamo in un ristorante di pesce e quindi uno scorfano, che è un pesce molto sottovalutato secondo me, un ottimo scorfano con un bicchiere, anche due perché no, di ribolla gialla e naturalmente in compagnia di una splendida ragazza triestina. Trieste è come la vita, è fatta di salite e di discese. Qual è stato il tuo momento top e se ce n'è uno flop, che cosa ti ha insegnato? Allora, il momento top ti rispondo con una banalità ma che sento fortemente, quindi te la ripeto. Il momento top è il prossimo, nel senso che dal piccolo alla Gazzetta, a Sky Sport adesso, e scrivere dei libri che stanno andando sempre meglio, poi quello di Totti è stato il libro più venduto in Italia nell'ultimo anno, non fanno altro che moltiplicare le possibilità, questo è un grande privilegio e quindi sono convinto che il meglio debba ancora venire. Per quanto riguarda il flop, ci sono stati momenti alla Gazzetta nei quali magari mi aspettavo di diventare il direttore e non è mai successo e me ne sono fatto una ragione ed è una cosa dalla quale ho preso la rincorsa per fare cose nuove appunto e continuare a crescere. Paolo, grazie per averci resi partecipi di questa bellissima storia, ma devo chiederti un'ultima cosa. Quando vai via da Trieste, che cosa non manca mai nella tua valigia? Mia madre mi cucina sempre dei crostini per i miei figli che ne erano ghiotti quando erano bambini. Adesso magari ne sono un po' meno ghiotti, però mia madre continua a cucinarli e io continuo sempre, questo è il regalo della nonna, a portarglieli con grande affetto.